oggi per tutto. Allora, poi riprendiamo anche l'operatività concreta, una parentesi la facciamo con Cristiano Pellizzaro. Tanta comunicazione anche via web e non soltanto per questo evento, no, del raduno. Sì, beh, certo, per cercare di arrivare il più possibile, non soltanto... Penetrare ovunque, chiunque. Sì, i raduni bersaglieri sono conosciuti di solito a una fascia di età specifica, quella di chi ha fatto il bersagliere. Questo raduno però è un raduno abbastanza speciale, anzi sicuramente è un raduno speciale perché fa da richiamo anche per l'evento storico in sé, quindi vuole anche celebrare la conclusione del centenario della Grande Guerra. Quindi abbiamo puntato di arrivare al più possibile, non soltanto alla fascia di età specifica, ma a tutti, dai giovani ai meno giovani. Soprattutto anche per arrivare ai più giovani abbiamo attuato dei progetti particolari con delle spiegazioni a scuola nei quali si sono cimentati gli ospiti che hai appena intervistato. Ah, sono loro gli speaker, a parte lo speaker nazionale, i raccontatori del... Sono entrati nei panni degli storici, diciamo, proprio bello. abbandonando quelli di bersaglieri per entrare proprio in quelli degli storici, per spiegare ai ragazzi in maniera chiara e semplice e sintetica cosa rappresenta il corpo. Proprio anche dal punto di vista giornalistico, diciamo, questa è anche una delle difficoltà più grandi da far arrivare al pubblico, perché il raduno in sé di solito è la sfilata della domenica mattina. Sì, uno si immagina esatto una sfilata, quasi tutti, tanti con cui ho parlato mi hanno detto ma cos'è una sfilata come gli alpini? Esatto, invece il nostro è un raduno abbastanza particolare che si compone di molte fasi anche complesse, come abbiamo visto prima, il gittamento del ponte militare, il military tattoo, tantissimi aspetti anche culturali come le mostre o anche le presentazioni di libri storici. Quindi un po' anche la difficoltà di fare la parte giornalistica è di non svicolare troppo l'attenzione su fatti specifici, ma tenere tutto quanto assieme un'amalgama che dia l'idea di che cos'è il raduno nazionale, ma anche dei valori che porta con sé. Come giornalista, che appunto relativamente ai valori, alla storia, cosa ci sta dietro le quinte, no, di questo evento, che cosa ti ha colpito di più? Ti do del tuo, insomma, dai, certo. ci conosciamolo un po'. Lo ha spiegato molto bene Fausto Niero alle scuole quando è andato a presentare la figura storica di alcuni bersaglieri che hanno donato, diciamo, addirittura la vita per il corpo e anche per la patria. Uno su tutti, Enrico Totti, è famosissimo il suo gesto di lanciare la stampella al nemico quando non gli restava altro. Quindi questi sono valori fondamentali di audacia sicuramente, ma anche di sacrificio. Valori che giustamente abbiamo cercato di portare, hanno cercato di portare il più possibile ai giovani delle scuole per fargli capire proprio, oltre che il 13 maggio vedrete delle figure strane con dei capelli strani sfilare per strada, non è tutto, non è solo quello il corpo dei bersaglieri, c'è molto altro dietro. C'è stata una domanda in modo particolare che ti ha colpito? Di qualche ragazzo, qualche giovane? Beh, sembra strano perché arrivare in delle classi dove ci sono degli alunni delle elementari e delle medie, vedi dei bambini, però in realtà fanno domande molto curiose, molto intelligenti, quindi li vedi che hanno già una curiosità sana, perché non chiedono cos'è un bersagliere, non chiedono cos'è l'oggetto in sé, chiedono proprio quello che ci sta dietro al corpo, cosa ci sta dietro al personaggio, cosa rappresenta quel personaggio o anche quello strumento particolare, come anche può essere la cornetta che suonava la carica durante le battaglie. Non si fermano all'oggetto, ma vogliono conoscere il significato profondo della storia. E questo evento può essere un'occasione anche per far incuriosire, relativamente tutto un modo di concepire l'esistenza, anche valoriale, in un momento storico, sociale, dove abbiamo visto che soprattutto ai giovani certi valori sicuramente ne abbiamo avute le prove, perché portando i ragazzi anche sugli stessi campi di battaglia, è un progetto che abbiamo portato avanti un anno fa, abbiamo portato 200 ragazzi delle scuole del territorio in visita a Caporetto, abbiamo portati in visita alle trincee, in visita al museo, anche al monumento, e lì proprio tocchi con mano la curiosità sincera che hanno nei confronti della storia. Ecco, Presidente, grazie Cristiano. La storia e anche il presente. Nella storia abbiamo visto che sono stati protagonisti di grandi combattimenti e anche di missioni all'estero. Sì, infatti questo raduno, come ho già detto prima, insomma, è dedicato a tutti quanti i caduti. Però la domanda che ci viene anche fatta, ma oggi ci sono ancora i bersaglieri? Sì, ci sono bersaglieri, ci sono ben 6 reparti efficienti in Italia, e sono 4 al sud, 1 in Sardegna e 1 al nord. Al nord abbiamo l'11° reggimento di stanza Orcenico Superiore, che dicevamo prima, in provincia di Pordenone, ed è quello al quale noi qui del nord Italia ovviamente ci appoggiamo, perché hanno anche una fanfara bersaglieri.
La figura del bersagliere oggi è come quella di tutti gli altri reparti militari dell'esercito, non è più ovviamente, non c'è più il servizio di leva e quindi è una vera e propria professione e come tale quindi si è al servizio della cittadinanza, al servizio dello Stato. Ma viene scelto, sono ignorante al riguardo, quindi faccio una domanda che magari può essere, viene scelto dalla persona che decide di fare questa professione, a parte che ci sono delle selezioni, non è più così semplice come una volta, ma proprio di entrare nei bersaglieri? Si può chiedere di entrare nei bersaglieri. O si viene scelti per caratteristiche? Si può entrare nei reparti bersaglieri, però bisogna avere dei coefficienti un attimino più alti rispetto ad altri reparti. Più alti. Proprio perché la caratteristica del corpo dei bersaglieri è quella di essere di corsa, di avere una certa prestanza fisica e quant'altro. Quindi così come avviene anche per altri reparti specialistici dell'esercito italiano. Del resto, come dicevo prima, insomma, dove c'è un problema, dove c'è una calamità, l'esercito italiano interviene, anche ad esempio le strade sicure. In questi giorni si vedono spesso a Roma e a Milano bersaglieri, perché probabilmente è il loro turno e quindi si vedono col copricapo Fez che abbiamo sentito parlare prima. Però sono tantissimi i teatri operativi in cui sono attivi i bersaglieri. Anche all'estero adesso? In Libano, in Afghanistan, in Iraq, che poi si intervallano con altri reparti ogni 4, 6, 8 mesi con altri reparti dell'esercito italiano. Ecco, io devo dire che lo Stato italiano è orgoglioso di tutti i suoi uomini, ma soprattutto dei bersaglieri, perché là dove andiamo sarà un po' per questa caratteristica del piumetto che ci distingue da tutti gli altri, però effettivamente il decalogo di La Marmora, queste 10 regole che il nostro fondatore creò nel lontano 1836, tutte quante... Un paio ce n'ha citate. Sì, insomma, intanto mi piace l'ultimo, che è fiducia in se stessi fino alla presunzione, perché da questo parte un po' quello che è l'essere bersagliere. Bersagliere non è colui che porta il cappello piumato, bersagliere è colui che si identifica nei valori, negli ideali dei fanti piumati, dove l'amore per la patria, la generosità, il cameratismo. Cos'è il cameratismo? È l'amicizia tra le persone, quindi la solidarietà, lì dove c'è bisogno accorre il bersagliere. Ecco, chiunque si identifica in questi ideali, in questi valori quanto mai importanti al giorno d'oggi, si potrebbe anche definire bersagliere in un certo senso. Poi ci siamo noi che anche lo indossiamo il cappello. Infatti. Tra l'altro volevo presentare il mio cappello, col quale ho fatto il militare nel 1986. Ecco. Ah, proprio quello originale. Quello originale, sì. Bellissimo. Il Presidente mi ha detto che ce l'ha in teca, questo dito, e questo vicino a me, questo che mi ha prestato poi vicino a me, e invece quello che ha preso di recente. Invece il suo è proprio l'originale datato... L'originale del 1986, sì. Quindi hanno un valore anche, a parte hanno un valore affettivo, sì, e poi come diceva il nostro Cristiano, chi verrà al raduno vedrà cappelli piumati con tante misure, perché queste piume, insomma, il numero poi fa anche un po' la lunghezza. Ma lei infatti ha le piume che sono più lunghe di questo, mi sembra. Ma solo perché ce n'ho qualcuna in più probabilmente, questo credo, se non mi ricordo male avevo preso un 600 piume, ma ci sono anche cappelli piumati. Ci sono addirittura dei sì, ci sono cappelli piumati anche da 1000 e oltre piume, che ovviamente poi vengono anche quasi incollati una con l'altra, e quindi si ha un piumetto lunghissimo, ovviamente pesantissimo, difficile da portare anche nelle parate. Io ne ho uno, lo uso per fare le fotografie e basta. Ma lei corre ancora? Sì, corro ancora con i miei bersaglieri del Veneto, perché ho il piacere e l'onore di guidare questi quasi 4.000 iscritti dell'Associazione Nazionale Bersaglieri della Regione del Veneto, e quindi... In congedo? In congedo, sì, siamo tutti bersaglieri in congedo. In realtà bersaglieri ce ne sarebbero molti di più, insomma poi c'è chi si allontana per vari motivi, chi si avvicina dopo qualche anno, insomma magari quando va in pensione si iscrive all'Associazione Nazionale Bersaglieri, che è veramente una grande famiglia dove non ci si occupa solo di raduni, ci si occupa anche di portare avanti il credo e appunto il valore e gli ideali, come ho detto prima, dei fanti piumati.
Questa è una domanda un po' che do a voi. Abbiamo il vicepresidente che tra pochissimo sarà veramente papà, per cui mi sa che il giorno del raduno diventa papà, per cui avrà modo di riflettere sulla cosa. Il fatto di aver abolito, dicevamo nel 2005 se non erro, il servizio militare di leva, lei dice appunto uno dei dogmi, insomma, è quello della solidarietà, del cameratismo, eccetera. Non potrebbe aver aiutato molte persone, molti ragazzi a superare certi bullismi, certe cose, adesso se ne parla in questi giorni perché c'è una, non dico una recrudescenza, però c'è un'insubordinazione alle gerarchie, all'ordine precostituito, al senso di gruppo, di socialità molto molto spiccato, e a volte un servizio militare lontano dalla famiglia, tanti fanno la battuta, poteva servire. Un po' faccio il giro di vostre opinioni, ma senza far polemica, proprio un pur parler. E dopo sentiamo Cristiano che non ha fatto il servizio di leva, cosa ne pensa come giornalista. Guardi, identifichiamo tutto in due parole: senso del dovere e rispetto delle regole. Tutto qua. Il servizio di leva ci insegnava questo, a me ha insegnato questo, come i miei colleghi che hanno fatto il militare. E poi una volta finito, ovviamente, abbiamo cercato di mantenerlo nella società di tutti i giorni. È ovvio che questo si lega molto al carattere di una persona, perché non si nasce cattivi e non si nasce buoni o viceversa, insomma. Però queste regole che ci sono state imposte, insomma, probabilmente farebbero bene anche i giovani di oggi. Fausto le se mi permette, io aggiungo disciplina e rispetto. Infatti penso anche quello. Cioè senso... Disciplina e rispetto. Ma voi non siete stati traumatizzati dal servizio di leva? Anche lei ha fatto il servizio militare? Assolutamente, quindi... io ho fatto l'ufficiale. Per cui non... no, assolutamente è stata un'esperienza che mi ha visto crescere. Sono partito che ero un ragazzino, sono tornato a casa uomo. E abbiamo imparato a vivere in comunità, fuori dalla famiglia, abbiamo imparato a responsabilizzarci, abbiamo imparato le regole, come diceva Antonio, e abbiamo imparato soprattutto il rispetto delle persone. Il cameratismo era uno dei componenti essenziali, però soprattutto quella che era la disciplina. Disciplina che ai giovani d'oggi un po' gli manca. Forse magari sarà un problema di famiglia, non lo so, un problema della società, però il servizio militare serviva anche a indirizzare i ragazzi sulla strada giusta. Il problema, cosa ne pensa lei? Il problema del nonnismo, che è stato entrato in auge, soprattutto quando si è deciso anche di abolire, no, il servizio di leva, si parlava tanto di questo. Voi l'avete vissuto? Ma diciamo che può essere che in determinati reparti, in determinate caserme, non erano tutte sicuramente, vuoi un po' anche per il numero, no? Sappiamo che c'erano caserme dove c'erano migliaia di ragazzi, no? Non tutto per forza poteva essere sempre sotto controllo, quindi sicuramente qualche caso c'è stato. Però io penso che il dover per forza convivere con altri ragazzi della tua età e imparare il rispetto, come diceva prima il Presidente, sicuramente, il rispetto verso gli altri, ma dovevi imparare anche a farti rispettare. Sì. A farti rispettare, ma non con azioni di bullismo come succede oggi, perché quello non è il richiedere rispetto, dovevi farti rispettare in un contesto ben preciso, quindi dove sapevi che c'erano delle regole e dove per farti rispettare voleva dire tirar fuori le unghie, tirar fuori il tuo carattere, la tua voglia di arrivare, e questo ha aiutato secondo me molti ragazzi. Quello che io vedo nei ragazzi d'oggi, 17, 18, anche di più, 20, 25 anni, mancano un po' di questo essere uomo. Quando prima Mauro diceva che si parte ragazzini e si ritorna uomini, è vero. Magari quando sei a militare ti fai prendere un po' dallo sconforto perché sei lontano da casa, non vedi i tuoi amici, non vedi l'amorosa, no? Magari a volte per mesi. Però insomma un anno è anche vero che almeno per me è passato in velocità e ha lasciato un ricordo. Ha lasciato un buon ricordo e a conti fatti spesso mi viene da dire ma non mi sarebbe dispiaciuto rimanere sotto le armi, insomma. Capito, vedi che ha lasciato un segno, quindi importante. Sì, positivo. Lei signora, come genitrice, ovvio non ha fatto l'esperienza militare, ma come la vede? Il fatto di fare che ci fosse stato appunto il servizio di leva, anche di insegnare le gerarchie, il rispetto delle anzianità, tante cose, perché quando adesso si va a parlare di casi di insubordinazione al corpo docente, agli insegnanti, sono gesti un tempo impensabili, no?
E tanti dicevano vedere che quella persona si metterà in riga quando un domani andrà a fare militare. Adesso non esiste neanche più, e non c'entrerebbe neanche a fare militare con i precedenti penali. Diciamo, io sono madre di 3 figli, per cui il rispetto deve partire sempre dai genitori. Il rispetto deve partire sempre anche da marito e moglie. Tra marito e moglie ci deve essere rispetto, perché allora i figli colgono che se tra marito e moglie c'è un rispetto reciproco, anche loro hanno rispetto, cioè il rispetto è una cosa importante. Ci sono delle regole che poi devono essere seguite dai figli. Le regole ci sono per noi genitori e le regole devono esserci per i figli. E poi naturalmente devo dire che quando i figli vanno a scuola non si toglie mai ai figli la figura dell'educatore. Possono avere io potrei avere dei problemi, loro potrebbero avere dei problemi con l'educatore, ma ai figli la figura dell'educatore deve rimanere sempre rispettata. Poi se io devo qualcosa dire all'educatore lo dico tra me e l'educatore, ma non tolgo mai il rispetto del figlio verso l'educatore. Cioè, credo che questo sia una cosa importante. Io ho un figlio maschio, non ha fatto il militare perché adesso non è più previsto. Non l'ha fatto il militare, però devo dire che io ho visto all'epoca amici miei o ragazzi che sono partiti dopo, ho visto che sono ritornati, come dicevano anche il presidente, il vicepresidente qui presenti, sono partiti i ragazzini ma sono tornati. Dopo si sa, la debolezza è umana, c'è sempre qualcuno che è un po' più debole dell'altro, ma là è un fatto personale. Certo, si a prescindere. Sì. Cristiano, cosa ne pensi alla luce anche di fatti di cronaca e dell'esperienza Certo, che tu non hai fatto in militare? Come giornalista che comunque indaga anche la società, non me ne vogliano gli amici bersaglieri, però non credo che sia solo una questione di passare 12 mesi con delle regole ferree. Certo, tutto aiuta ovviamente, sicuramente può aiutare, però il problema è un problema che nasce più dal fondo, dalla famiglia e dalla società, soprattutto dalla società, perché comunque un figlio che cresce adesso, che è cresciuto anche con la mia età, che non ha avuto l'esempio giusto, diciamo, non viene su con quei valori di cui prima si parlava, perché comunque consideriamo che un bullo di adesso, che ha 20 anni, comunque ha avuto un genitore che ha fatto il militare, quindi quel genitore avrebbe dovuto tramandargli, trasferirgli qualcosa, non è solo una questione... Però se non lo fa la famiglia a questo punto, magari un servizio di leva... Ma 12 mesi non bastano a cambiare, comunque a modificare o a imporre un carattere, o a imporre nel carattere quell'aspetto di obbedienza o comunque rispetto, perché sono comunque 12 mesi. Un carattere invece si forma in una vita. Non basta un periodo limitato nel tempo dove stai assieme ad alcune altre persone che seguono delle regole, ma certo, magari aiuta, però deve partire più dal basso, il profondo cambiamento, il profondo costruire un carattere. Forse è un problema più di società. Sono punti di vista diversi, interessante anche vedere età diverse, approcci diversi. Ad aggiungere qualcosa, Presidente? No. Andiamo rapidissimi in pubblicità, poi torniamo insieme.